Come ogni 13 dicembre, tradizionale festa di Santa Lucia a Murlis di Zoppola con le varie messe che si sono susseguite nel corso della giornata. Seppur il tempo è stato inclemente, la partecipazione dei fedeli non ha marcato visita. Allora andiamo a sentire i protagonisti al nostro microfono. È sempre bello e bella questa occasione perché molta gente proprio la sente vicina a sé, Santa Lucia. Vengono da molte parti dei dintorni, ma anche da diversi chilometri di distanza, per sentire la vicinanza di questa santa così particolare, che pur nata, vissuta lontano da noi a Siracusa, ha lasciato comunque nella Chiesa un segno assai forte di una santità semplice ma laboriosa, santa della carità, degli umili, dei poveri, per cui è anche ricordata nella tradizione popolare come la santa dei doni. Eh sì, il dono della carità, il dono della vicinanza, della fratellanza, della consolazione, il dono che tutti aspettiamo come vero dono natalizio. Come si dice ogni anno, no, in occasione del Santo Natale, ma anche in occasione di altre festività, ci si augura sempre che qualcosa emerga a livello di pace, no, nel mondo. Ne abbiamo assolutamente bisogno, ma non succederà questo purtroppo fino a quando le persone tutte non si accorgeranno di quanto perdono lasciando da parte Cristo Gesù, di quanto perdono proprio di forza nel cercare ciò che è buono, ciò che costruisce, non ciò che divide, che distrugge. Purtroppo nei nostri tempi il da fare è così tanto che siamo espropriati della nostra anima. Auguri. Grazie e faccio il mio augurio a tutti voi. Senza l'importanza di questa tradizione che continua di Santa Lucia qui a Murlis di Zoppola. Diciamo che questa tradizione è legata alla fede delle persone, le persone che vedono nella Santa Lucia un aiuto per andare avanti, un aiuto nella perseveranza, anche a causa della sua, come si dice, lei che è patrona delle persone che non possono vedere, cioè la patrona di quelli che hanno problemi degli occhi. Quindi tutti noi veniamo tutti insieme a pregare per la sua intercessione e di aiutarci a andare avanti. Soprattutto in questi tempi dove serve vedere molto, no, per quanto riguarda la situazione a livello mondiale. Esattamente, anche perché tutto quello che vediamo in giro, il caos in giro, è per capire la verità, capire l'importanza della solidarietà e l'importanza della empatia verso le persone che soffrono e verso le persone che sono in difficoltà. Auguri e buon Natale e buone feste. Grazie.